Sindaco, siamo a Ioppo, l'8ª edizione di Mangia e Passia, un'edizione che, come stiamo vedendo dalle immagini, è abbastanza partecipata e ricca di gente che è venuta ad assaggiare le prelibatezze dell'evento. Siamo arrivati all'8ª edizione di Mangia e Passia, il festival del cibo di strada. Un ringraziamento voglio fare a Legambiente nella persona di Claudia Casa per questa manifestazione dell'Italia. Questa è una manifestazione dove ogni anno ci sono sempre più persone, c'è molto cibo sia salato che dolce e le persone stanno arrivando a centinaia da tutta la provincia di Agrigento. Sì, anche quest'anno praticamente abbiamo fatto il pienone, la gente ha cominciato ad affluire già a partire dalle prime ore di apertura degli stand e adesso in questo momento proprio della serata c'è il boom, anche perché sono iniziati anche momenti di spettacolo, c'è stato l'artista di strada, adesso ci sarà la musica. In fondo la gente vuole proprio queste cose, è un piccolo paesino come Ioppolo, così come ce ne sono tanti altri nella nostra provincia che meritano di essere messi in valore, di essere scoperti, ha bisogno proprio di questo, di queste, le vogliamo chiamare botte di vita sostanzialmente, per rivitalizzarsi e per aprirsi al resto del territorio. Il cibo di strada è sempre apprezzato, anche quest'anno sono state inserite specialità culinarie diverse. Sì, abbiamo visto file lunghissime, specialmente davanti alla bancarella del coppo fritto, ma anche a quelle che sono le specialità tradizionali come il panino con le panelle, le arancine, ucuggiururi in rafadalisi, quindi la gente ha trovato tutto quello che può piacere in queste occasioni da gustare mentre appunto si passeggia, si sta con gli amici in allegria. Non solo enogastronomia ma anche artigianato, abbiamo visto tanti espositori locali e non che sono presenti con i loro prodotti fatti qui proprio in Sicilia. Eh sì, anche questo è uno spazio che bisogna dare perché ci sono moltissime persone delle nostre zone sostanzialmente che ormai da anni hanno intrapreso queste attività da hobbisti sostanzialmente, un po' come fai da te, come passatempo, che però in queste occasioni dà anche la possibilità di ricavare un piccolo reddito e comunque appunto di offrire ai visitatori una varietà anche in questo caso. Ricordiamo che questa fa parte di una manifestazione anche a livello nazionale che Legambiente organizza. Sì, il 20° anno di Voler Bene all'Italia, proprio una campagna dedicata ai piccoli comuni, proprio perché noi crediamo che i piccoli comuni siano la spina dorsale di questo paese sulla quale puntare veramente se si vuole ricostruire veramente dal punto di vista economico l'Italia da nord a sud. Questo è Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza, questo popolo